Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, mettendo tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni freschissime direttamente dai retroscena azzurri. Come sempre, restiamo saldi nella missione di alzare il livello, portandovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in questo tema che sta già facendo discutere tutta la città, approfitta per lasciare un like e iscriverti al canale, questo aiuta tantissimo il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di davvero grande si sta preparando. E questa volta, il nome che prende forza e inizia a muovere il mercato è Matteo Guendouzi, il centrocampista della Lazio che da anni divide le opinioni, ma che continua a essere uno dei giocatori più intensi, energici e combattivi della Serie A. Secondo le informazioni rivelate durante il programma A Pranzo con Chiariello, di Radio CRC, emittente partner dell'SSC Napoli, il club azzurro segue con massima attenzione la situazione del francese. E non solo, Antonio Conte apprezza molto il giocatore. Vede in lui qualità fondamentali per dare equilibrio immediato al centrocampo e avrebbe già dato un primo via libera qualora la trattativa dovesse avanzare. Il giornalista Enrico De Lellis, del quotidiano Repubblica, ha spiegato nel dettaglio la situazione. Non ci sono stati contatti formali tra Napoli e Lazio fino a questo momento, ma ciò non significa distanza. Anzi, il rapporto tra i presidenti Lotito e De Laurentiis è talmente buono che i due parlano direttamente, senza intermediari, ogni volta che esiste un interesse concreto. E questo apre una porta enorme a trattative rapide e dirette, cosa rara nel calcio italiano. Il punto centrale dell'analisi di De Lellis, però, è il confronto tra Guendouzi e l'obiettivo principale del Napoli, Kobbie Mainoo, del Manchester United. Mainoo è il preferito della dirigenza per qualità tecniche, ma è giovane, nato nel 2005. E avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Guendouzi, nato nel 1999, è invece pronto, conosce la Serie A. Si adatta perfettamente al ritmo di Conte e potrebbe alzare il livello del reparto immediatamente. La Lazio, dal canto suo, ha già fissato una fascia di prezzo. Non lascerà partire il giocatore per cifre basse e si aspetta un valore importante per il trasferimento, riflesso della sua importanza nella rosa biancoceleste. Per il Napoli, che sta affrontando una crisi senza precedenti a centrocampo. Anguissa rientra solo nel 2026, De Bruyne è ancora fuori, Gilmour potrebbe essere operato. L'arrivo di un giocatore esperto come Guendouzi potrebbe significare stabilità. Corre, pressa, recupera palloni, distribuisce il gioco, arriva in area. È esattamente il profilo di centrocampista fisico e aggressivo che Conte ha sempre utilizzato nella sua carriera. Nel frattempo, Giovanni Manna studia le alternative e valuta il rapporto qualità-prezzo di ogni nome. Guendouzi costerebbe più di altre opzioni, ma offrirebbe anche più certezze. Mainoo ha un potenziale enorme, ma richiede pazienza. Qualcosa che il Napoli forse non può permettersi in questo momento delicato della stagione. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli, Guendouzi sarebbe la scelta migliore e più urgente per il centrocampo? Oppure vale la pena insistere su Mainoo pensando al futuro? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti. E approfittatene per mandare un super thanks che sostiene tantissimo il nostro lavoro.